Buongiorno a tutti e pace a tutti. Come state? Bene, amen. Allora, io voglio leggere un piccolo passo che stamattina ho letto e mi ha toccato tanto. È nell'Ecclesiaste, capitolo 3, al versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma, e sottolineo ma 4 volte, che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Amen. Ringraziamo Dio. Vogliamo chiedere a Dio di aprire i nostri occhi.
gloria al tuo santo nome, Signore. Ti adoriamo, Signore, ti benediciamo. Gloria
Quanti sono gioiosi per ascoltare il messaggio della parola di Dio? Wow, che meraviglia! Quanti sanno che il Signore questa mattina vuole parlarti? Wow, gloria a Dio! Quanti sanno che chi predica ha una grande responsabilità? Wow! Gloria a Gesù! Sto in preghiera da stamattina davanti alla presenza del Signore, ma voglio dirvi che questa mattina il titolo che ho dato al messaggio della predicazione è Animati da uno spirito straordinario. Animati da uno spirito straordinario. Ero indeciso di mettere un altro titolo. A me piacciono mettere i titoli. Mi chiamarono anche la Turner Awards, tutti quelli che fanno i film, la Dominus, mi hanno chiamato per dare i titoli ai film, ma poi ho detto no, io do solo i titoli alle mie prediche. Il titolo che volevo mettere è Capace di trasformare le circostanze. Wow, capace di trasformare le circostanze. Dio ci ha resi capace di trasformare le circostanze. Wow, che bello sta alleluia qua in prima fila. Sapete che il culto lo facciamo insieme? Sì, vero? E quindi è bello poter dire sì, io ci credo, perché il Signore mi ha reso capace di trasformare le circostanze. Andiamo al testo della parola di Dio. Daniele capitolo 6, leggeremo dal versetto 1 al versetto 13. Gloria a Dio. Daniele capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 13. Se vedete che in qualche modo, magari con quello che viene proiettato qui, perché come vedete questa è la traduzione della Nuova Diodati, io adesso leggo dalla Nuova Riveduta, quindi magari qualche parola è differente, ma non vi preoccupate, ma è buono che ognuno di voi porta la propria Bibbia. È anche vicino avere una piccola matita con un piccolo notes, perché vi segnate qualcosa. Dopo, durante la settimana o in giorno stesso, andate a verificare e a vedere magari il messaggio che il Signore ci ha dato domenica. Voglio dirvi questo, che il messaggio della domenica non è il cibo per tutta la settimana. Il messaggio per la domenica è per la domenica, forse lunedì, ma te lo ricordi anche durante la settimana, perché se ti succede qualcosa, ti ricordi, lo Spirito Santo ti porterà alla mente quello che domenica è stato trattato in chiesa, il messaggio che è stato trattato in chiesa. Guardo Cristina davanti a me e voglio ringraziare il Signore perché l'avevo sentita veramente male, ma voglio ringraziare il Signore che è qui. Gloria a Dio, alleluia, non vedo l'ora più presto che mi deve tradurre. Amen. Quanti amiamo Cristina? Guarda Cri, girati, vedi quando ti vogliono bene. Ok. A Mariano un po' meno, vero? Sì, perché il marito è sempre... Ok. Allora così dice la parola di Dio, mi piace, inizia così, parve bene. Wow. A chi parve bene? Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno ai 120 satrapi distribuito in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò 3 capi e uno di questi era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Ora, questo Daniele si distingueva dai capi e dai satrapi perché c'era in lui uno spirito, diciamolo insieme, uno spirito straordinario. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Non sarebbe bello che il tuo datore di lavoro dice, ma sai che, chi posso dire? Leonardo ha uno spirito straordinario rispetto agli altri. Wow! Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del suo regno. C'è sempre gelosia. Vero Marco? C'è sempre gelosia. Ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza per poterlo rimproverare.
Quegli uomini dissero: dunque noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora i capi e i satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi il re in eterno, re Dario. Tutti i capi del regno, i prefetti, i satrapi, e i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re prolunghi un decreto e imponga a un servo il divieto, e chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firmi il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. E il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo la finestra sua della camera superiore aperto verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio e pregava, ringraziava il suo Dio come era di solito fare anche prima. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re, e meno male che non avevano una macchina fotografica. Poi si recarono dal re e ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta qualsiasi, Dio o un uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? E il re rispose e disse: così ho stabilito, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele è uno dei deportati della Giudea, non tieni in nessun conto né te e né il divieto che tu hai firmato, re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Gloria a Dio. Sarebbe bello andare avanti e continuare a leggere, ma lo potete fare a casa, ma in questo caso vi aiuterò anch'io. A parte che credo che lo conosciate la storia di Daniele, la conosciate bene la storia di Daniele, e se non la conosci ti consiglio di andarla a leggere. Il testo inizia presentandoci l'occupazione di Daniele, il posto che occupava. Era un posto d'onore, era un posto altolocato, era un po' come un governatore. Sapete che ci sono i governatori, noi ne abbiamo anche uno qua nel Veneto, che poi deve rispondere, così anche in America ci sono i governatori. Lui aveva questa responsabilità. E quindi la cosa più importante che riteneva Daniele è che al di là del compito che gli aveva affidato un uomo, lui aveva un compito che gli aveva affidato Dio, quello di essere fedele a Dio. E noi dobbiamo saper distinguere le cose, perché è importante ciò che Dio ci ha affidato e ciò che noi siamo nel Signore. Più delle volte, a volte ci vogliono dare o ci impongono dei ruoli o dei compiti che in realtà si scontrano con la parola di Dio, e allora a questo punto dobbiamo fare una scelta. È vero o non è vero? Dobbiamo fare una scelta, e l'Apostolo Pietro disse proprio questo: vedete voi che cosa è più agevole, ascoltare voi o ascoltare Dio, in realtà. Ma in alcuni casi, quando ci vietano di predicare l'Evangelo, quando ci vietano di non rispettare la parola di Dio, ma fare quello che loro intendono fare, in questo caso doveva inginocchiarsi, doveva comunque accettare quello che il re aveva promulgato. E fu una tattica molto, molto, molto astuta, perché dice: non lo possiamo rimproverare, non possiamo trovare niente in lui che possiamo dire al re. Già questo ci dice qualcosa di gran lunga, che era un uomo onesto, era un uomo sincero. Ma quello che ci tocca di più, che dobbiamo vedere questa mattina insieme, perché c'era in lui uno spirito straordinario. C'era in lui, questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Fratelli miei, se noi siamo in Cristo e siamo nuove creature, noi abbiamo uno spirito straordinario. Non è uno spirito delle visioni di questo mondo. Noi vediamo cose che gli altri non vedono. Noi udiamo cose che altri non odono. Gloria a Dio. Quelli animati da uno spirito diverso hanno una visione differente dalla vita.
Se tu non hai una visione differente di quello che gli altri vedono in questa circostanza ancora di questa pandemia, di quello che sta succedendo, noi dobbiamo avere una visione come Dio vede le cose, non come noi le vediamo, e né come gli altri ce lo dicono le cose come sono. Ieri io mi sono trovato nella camera ardente per il funerale di questo giovane della chiesa, giovane, 51 anni, ma è giovane, non possiamo dire che è vecchio, 51 anni che è morto. E quando sono andato alla camera ardente, io in tanti anni nel mio ministero, ma non solo nel mio ministero, ma anche come membro di chiesa, mi sono trovato ad andare nella camera ardente, non ho mai trovato tanti morti così. C'erano 10 macchine in fila fuori che aspettavano ognuno il proprio morto per portarlo via, c'erano una quindicina di sale, erano tutte piene. Mi diceva quello, uno dei carri funebri, mi diceva: stanno aspettando che usciamo perché dopo di noi devono venire altre carri funebri, quindi dovevano mettere ancora un morto dentro lì. Quello che sta succedendo oggi, ed era quello che in realtà sentivo anche la preghiera di Antonietta, l'importanza dei figli di Dio in questo periodo, come mai prima. Noi abbiamo uno spirito diverso, noi abbiamo una visione diversa, gloria a Dio. E dice la parola di Dio che anche Caleb e Giosuè ebbero uno spirito diverso, erano animati da uno spirito diverso. Vi ricordate quando mandarono le spie a vedere? Tutti tornarono con paura perché vedevano questi chicchi di uva che erano enormi, che li portavano in spalla, vedevano i giganti e dissero: noi non possiamo attaccare. Mentre invece Caleb e Giosuè disse: gloria a Dio, che grande cosa ci ha dato il Signore, ci darà i chicchi grandi così. Erano animati da uno spirito diverso. Gloria a Dio. Il Salmo 46 dice: Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Vi è un fiume, gloria a Dio, vi è un fiume che è il fiume dello Spirito Santo che Dio ha dato sulla Chiesa. Vi è un fiume, gloria al nome del Signore, di cui i rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo dove dimora l'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Gloria a Dio, lo puoi dire tu questa mattina? Alleluia! Stiamo vedendo panico anche all'interno della Chiesa. Anche all'interno della Chiesa c'è paura di andare in chiesa. Provate a immaginare, non ci si ha paura di andare a fare la spesa, non ci si ha paura di andare al lavoro, non ci si ha paura, ma venire in chiesa si ha paura. Alleluia! I figli di Dio hanno uno spirito straordinario. Sapete perché? Giovanni capitolo 1 versetto 12 e 13 dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da carne e sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi noi abbiamo lo spirito di Dio nelle nostre vite. E come figli di Dio siamo guidati dal Signore. L'amore perfetto caccia via la paura, dice la parola di Dio. E chi è l'amore perfetto? È Gesù. Gesù. L'amore perfetto. Ora questo è il problema. O viviamo in Cristo o non viviamo in Cristo. Non ha importanza se noi apparteniamo ad una chiesa evangelica, siamo usciti da una denominazione cattolica, quello che sia, e entriamo in un'altra denominazione. Noi dobbiamo essere in Cristo, non in una denominazione cristiana. Noi dobbiamo essere in Cristo, e se noi siamo in Cristo, proprio come lo studio che ho tenuto giovedì, la preghiera vuol dire faccia a faccia, panim, vi ricordate quanti ero collegati? Panim, questo termine, vedere Dio faccia a faccia. Ed è questo quello che Daniele fa. Nel Salmo 84, vedete cosa dice il salmista? Beati coloro che abitano nella casa di Dio e ti lodano del continuo. Dove abitano? Non che vengono quando vogliono. Beati coloro che abitano nella casa di Dio del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno il cuore nelle tue vie. Hanno il cuore cosa? Hanno il cuore cosa?
Nelle tue vie, cosa vuol dire? Viene prima il Signore, prima di ogni altra cosa. Hanno il cuore nelle vie di Dio, sono stati chiamati, il Signore mi ha salvato, e mi ha salvato per che cosa? Perché io possa portare avanti l'opera che Dio mi ha affidato. Hanno a cuore l'opera, alleluia, nelle tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, che era una valle di morte, la trasformano in luoghi di sorgente. Gloria a Dio, capaci di trasformare le circostanze. Questi che hanno a cuore le opere di Dio, che sono figli di Dio, che hanno fatto il Signore del loro Dio, lo hanno messo al primo posto nella loro vita, questi sono capaci di trasformare le situazioni. Questi sono capaci di trasformare le circostanze. Perché fratello, sorella mia, amico, amica, e voi che mi state ascoltando anche da casa, problemi ce ne saranno ancora e non voglio mettere paura a nessuno, ma questa è la realtà. Problemi possono esserci ancora, ma per i figli di Dio vi è un fiume, gloria a Dio, vi è un fiume sulla Chiesa dello Spirito Santo, che il Signore ci ha coperti e ci ha dato una potenza di trasformare le situazioni. Guardate questa storia, una storia terribile. Ancora qui c'è un decreto. Proprio poche settimane fa avevamo parlato di Ester, un decreto, dovevano uccidere tutti, sterminarli. Ma qui questo uomo, che è straordinario quello che ci dice, alleluia, ci dice che lui era un uomo credibile. Daniele era un uomo credibile. Lui non aveva due facce. Lui non era un doppio d'anima. Daniele lo conoscevano tutti. E lui era quello che era sempre, in ogni circostanza, in ogni situazione. Non era Daniele in chiesa, era Daniele anche fuori dalla chiesa. Era sempre Daniele. E Giacomo 1,8 dice: un uomo dal cuore doppio e instabile in tutte le sue vie. È instabile in tutte le sue vie. Un uomo che dice una cosa e poi ne fa un altro. Non ha ancora realmente sperimentato la gloria di Dio nella sua vita. E questa persona non potrà mai essere... Sapete il mestiere oggi che si sono inventati, che stanno guadagnando un sacco di soldi? Milioni di euro? Sapete come si chiama questo mestiere? Influencer. Tu vedi uno in televisione, mai visto, ma chi è questo? È un influencer. E che fa? Trasmette l'influenza? No, questa ha milioni di like, follower. E che fa questo? Si è guadagnato un sacco guadagnano soldi a non finire. Vuoi essere un influencer di Dio? Alleluia! Vuoi tu influenzare gli altri di Dio? Sì, ma allora non puoi essere doppio d'anima. Deve essere una persona leale, sincera, perché non puoi influenzare gli altri se tu stesso non sei influenzato da Dio. In realtà. E allora, come dicevo giovedì allo studio, se la Chiesa oggi non è piena e le anime che muoiono, che io ieri guardavo lì, ero là fuori che aspettavo, e queste una decina, quindicina, quanti erano che andavano e venivano, dicevo chissà quanti di loro gli è stata annunciata la buona novella. Chissà quanti di loro avevano un rapporto con il Signore. C'era l'epigrafe di una ragazza di 17 anni. E io mi domandavo, e io come pastore di chiesa, che guida una comunità, dico fratelli, ma stiamo facendo la volontà di Dio? O stiamo semplicemente accontentandoci di venire e condividere la parola di Dio insieme? Dio ci ha chiamato a qualcosa di più. Dio ci ha chiamato a qualcosa di più. Prima diceva Marco, invitare le persone a casa che sono sole. Non è meraviglioso? Sapete Gesù a chi si rivolgeva? Fate una piccola ricerca nella scrittura. Gesù andava alla singola anima, che era da solo.
C'era una festa delle capanne ed era una festa dove andavano tutti. Gesù, sapete cosa dice? Giovanni capitolo 5, che non andò a quella festa, ma andò da un uomo che era davanti alla piscina da 38 anni, che era da solo, che non aveva nessuno che lo mettesse nelle acque, che lo scendesse nelle acque quando le acque si muovessero. Si sarebbero mosse. Gesù andava alla singola anima. Gesù si fermò davanti a un pozzo perché stava aspettando un'anima che arrivava, un'anima che era completamente esclusa dalla società. L'ultima. Parlare a una donna, chi? Un rabbi? Un ebreo? Gesù era lì per lei. E quando noi non abbiamo compreso questo, fratelli miei, non abbiamo capito l'Evangelo, non abbiamo compreso l'Evangelo. Impariamo semplicemente ad essere dei buoni conoscitori della parola di Dio, ma questo non salva, non serve. O meglio, questo ci deve far conoscere la grandezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio, sempre. E dobbiamo riconoscere che è per grazia che a noi la grazia ci è stata aperta, perché non eravamo migliori e non siamo migliori degli altri, ma che il Signore ha avuto pietà di noi e ci ha dato una visione e ci ha dato uno spirito straordinario. Lo senti tu sulla tua vita questo spirito straordinario? Perché alla fine del culto chi non lo sente si alza in piedi e preghiamo. Perché possa scendere lo Spirito di Dio e invaderti. Che tu possa cambiare le circostanze intorno a te, che forse non hai il coraggio di parlare a un tuo collega di lavoro, a un tuo amico, a qualcuno, pur vedendo la situazione che sta vivendo, che sta attraversando, non hai il coraggio di parlare. Bene, questa mattina lo Spirito di Dio è capace di trasformare la tua vita e ti stupirà, come l'ha fatto con me. Io non sarei mai salito sul pulpito. Mi vergognavo di mio padre che si alzava in testimonianza, mi nascondevo sotto la sedia, sotto ai banchi mi mettevo. Perché papà deve raccontare le cose nostre della casa nostra? Mi vergogno. Poi il Signore mi ha preso e mi ha detto: ti vergogni, adesso ti faccio raccontare io le tue storie. Alleluia, gloria a Dio. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo, amen. Beati, dice la parola di Dio. Il Salmo 23 al versetto 4, che noi conosciamo tutti a memoria, ed è bellissimo: l'Eterno è il mio pastore, amen. Cosa dice il versetto 4? Quand'anque essi, cioè noi, camminiamo nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Alleluia, il tuo bastone e la tua verga sono la mia sicurezza. Quanti l'hanno detto quando erano a casa colpiti dal Covid? Signore, non so se mi sveglierò domani, non so cosa accadrà. Forse avevi 40 di febbre, forse eri là che non uscivi neanche e sentivi che tanto, dici: Signore, non lo so, però l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Alleluia, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque chete, egli mi ristola l'anima, mi conduce per amore del suo nome. Alleluia, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, la tua bacchetta e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me nel cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Ripetilo quando stai male, impara i salmi a memoria e quando ti succede qualcosa gridalo al nemico in faccia: la mia vita appartiene al Signore, non appartiene a te. Soffia che scapperà via da te, perché è una mosca. Gloria a Dio, è una mosca. Malachia capitolo 4 versetto 2 dice: ma per voi che temete il mio nome. Per chi? Per chi? Per voi che temete il mio nome. Alleluia, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali e voi uscirete e salterete come vitelli in stalla. Per voi che temete il mio nome, vuol dire che in mezzo a situazioni difficili che noi viviamo, in mezzo a circostanze difficili, ma c'è una parola profetica per la tua e per la mia vita. Per voi che temete il mio nome, non temete, non abbiate paura. Gesù prima di ascendere al cielo vide i suoi, era stato 3 anni con i suoi e non avevano ancora compreso niente. Hanno visto miracoli, segni, prodigi, opere straordinarie e non avevano ancora compreso niente. Gesù gli dice: il vostro cuore, Giovanni capitolo 14, il vostro cuore non sia turbato.
Lui doveva affrontare la croce e dice agli altri: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore e io ve le sto andando a preparare, e quando sarò andato e raggiunto lì, poi tornerò e vi accoglierò presso di me. Gesù sta dicendo l'eredità dei figli di Dio. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animi, io ho vinto il mondo. Gloria a Dio, non deve esserci paura in mezzo al popolo di Dio. Perché l'amore perfetto caccia via la paura. Non permettere alla paura di bloccare il tuo futuro. Non lo permettere, perché la paura è un laccio che ti tiene legato. Ci sono persone che hanno paura di uscire di casa, hanno paura di mettersi in macchina, hanno paura degli insetti, qualcosa che noi hanno paura. Ci sono fobie. Quanti che sono in mezzo a noi sono stati liberati dalla paura? Gloria a Dio. Io avevo paura del buio. Io avevo paura di guardarmi indietro. Perché da piccolino ho avuto uno spavento terribile. Avevo paura. Non riuscivo a dormire al buio. Ho chiesto al Signore: Signore, liberami. Perché io non voglio avere paura. Perché se tu sei con me, chi sarà contro di me? Non hai detto tu che sarai con me sempre, in ogni situazione, in ogni circostanza. Gloria a Dio. Perché era fedele, non c'era in lui alcuna mancanza per poterlo rimproverare. Non era solo fedele in chiesa, era fedele. Nessuna mancanza per poterlo rimproverare. Daniele aveva un'intimità con Dio. Daniele aveva un'intimità con Dio. Ed è quello che dicevo giovedì, che ho portato lo studio giovedì. Oggi la Chiesa deve avere un'intimità con Dio. Dio deve conoscere la tua voce e tu devi conoscere la voce di Gesù, che è il tuo sommo pastore, non del pastore della Chiesa, che urla sempre. Le mie pecore conoscono la mia voce, disse Gesù. E giovedì ho detto: che ti sta dicendo il Signore? Cosa ti ha detto oggi il Signore? Perché quanti sanno che Dio parla? Ma davvero, pastore? Dio parla, e se non fosse così avremmo un Dio morto. Ma Lui è risorto. Alleluia. Lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli ci dice che parlava alla Chiesa con una parola direttamente profetica: mettetemi da parte Paolo e Barnaba, perché io l'ho scelto per il ministero. Lo Spirito parlava. E quanti culti abbiamo fatto dove c'era la parola profetica, che veniva una profezia e un'interpretazione, una profezia in lingue e l'interpretazione. Quante persone sono andate a casa e il Signore gli ha risposto, ha avuto una parola profetica? Alza la mano se questo è vero nella tua vita. Non dal pastore della Chiesa, ma dal dono che Dio ha messo nella Chiesa. Perché così era la Chiesa degli Atti degli Apostoli. C'era parlare in lingua e l'interpretazione. E c'era la risposta da parte di Dio. Perché Dio è presente nella sua Chiesa. E Dio si usa di chi vuole, quando vuole e come vuole. Ma deve trovare dei canali aperti. Alleluia. Daniele venne a conoscenza. Abbiamo detto che Daniele aveva un rapporto personale. Vedete il capitolo 9, il versetto 3, quello che ho citato giovedì nello studio. Daniele, aprendo il libro di Geremia, si rese conto del tempo che stava vivendo e capì che quelli erano i tempi che Dio aveva profetizzato. E quando lui capì questo, al versetto 9 dice: volsi la faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, sacco e cenere. Lui aveva un rapporto con il Signore. Lui non si confidava negli uomini. Aveva 3 amici là, vi ricordate chi erano questi 3 amici? E anche loro sono di grande testimonianza. Anche loro provati, anche loro dovevano piegare le loro ginocchia davanti a una statua, ma non lo fecero. E entrarono nella fornace ardente. Finché entrarono nella fornace ardente e finché Daniele è entrato nella fossa dei leoni, e in quella fossa dei leoni ha trovato qualcuno che lo aspettava. Non ti preoccupare, qualsiasi cosa hanno deciso di fare, c'è sempre qualcuno che ti toglierà fuori da quella situazione. Alleluia! Quando Daniele viene a conoscenza di quello che avevano decretato con lui, che cosa fa?
non va più in chiesa. Quando Daniele viene a conoscenza che gli hanno fatto questo, dice: hai capito cosa mi hanno fatto i miei amici? Hai capito cosa mi hanno fatto i miei amici? Quando Daniele viene a sapere questa, se la prende con Dio. Dice: ma Signore, io ti sto servendo, ma come? Sono un tuo servo e mi fai accadere questa cosa qui? Quanti di noi abbiamo mai fatto questo? Siamo onesti. Ma la parola di Dio dice che cosa? Quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua, quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio come era di solito fare, cioè non era accaduto niente. Non era successo niente. E questo lo puoi dire solo se è il Signore dalla tua parte. È pazzia, vero o no? C'è una condanna su di te. C'è una condanna, ti sfido a stare tranquillo. Ma Daniele sale in camera sua e apre le finestre affinché tutti possano vedere chi è il suo Dio e in chi lui crede. E fratelli, sorella, non vergognarti di dire al tuo amico vicino a te: io so in chi confido. Io so in chi confido. Io conosco il mio Dio. Accade quel che accade, non mi importa, perché la mia vita è nelle mani del Signore. Sai cosa succede al nemico? Gli scoppia la testa. Senza che tu: mi accadrà questo, e mi accadrà questa, e mi succederà. Oh Signore, ho la fede. Oh Signore, oh Signore. Siamo animati da uno spirito diverso. Gloria a Dio. Questo è avvenuto nella tua vita o non è avvenuto? Ma quando lo Spirito Santo viene su di te, l'abbiamo detto quell'altra domenica, o giovedì allo studio, non ricordo, quando lo Spirito Santo scende su di te ti trasforma. L'altra domenica, quando ho predicato su Saulo, ti investirà lo Spirito e tu sarai cambiato in un altro uomo. Vi ricordate? Ti investirà lo Spirito e tu sarai trasformato in un altro uomo. E questo è quello che è successo ad ognuno di noi se realmente abbiamo fatto un'esperienza vera con il Signore. Siamo trasformati. La nostra visione non è più la stessa. Non siamo più, cantiamo quel cantico, paura più. Com'è quel cantico? Paura più non ho, com'è quel cantico? Non ho più paura. Delle paure non sono più schiavo. Volevo predicare, mi sono comprato, una domenica mi vedete, mi sono comprato di quelle palle finte con le catene, quelle grandi, no? Sapete che si usano per i matrimoni, per gli sposi. Ho detto: devo predicare su questo un giorno, me la metto al piede e cammino sul pulpito e devo dire. Molti dicono: sono libero, ma si sta portando una palla dietro. Sono libero, il Signore mi ha... però gli altri vedono, dice: ma libero di che? Che quando mi parli con me hai la stessa paura mia. Libero di che? E quando parli con me, anche in te io non vedo speranza. Ma libero di cosa? Ma di cosa libero? Ma il Signore mi ha reso libero? E te ne vai a nascondere. Siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Dichiaralo, perché è una realtà sulla Chiesa. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E questo è quello che cambia nel cuore dell'uomo. Daniele, la parola di Dio nella traduzione originale dice che quando il re firmò il decreto, il re disse, allora il re diede l'ordine, il versetto 16, e Daniele fu portato via e gettato nella fossa dei leoni. Ma il re parlò a Daniele, ascoltate, e gli disse: il tuo Dio, che tu servi del continuo, sarà egli stesso a liberarti. Questa prova e questa dichiarazione del re Dario che gli fa è una profezia nella vita di Daniele. Sarà egli stesso a liberarti dalle mani. E difatti cosa avvenne? Avvenne che tutto il suo regno dovevano piegare le proprie ginocchia davanti all'Iddio di Daniele. Quando Dio fa le cose le fa in maniera straordinaria, siete d'accordo o no? In maniera straordinaria. Quando ci succede qualcosa,
quando ci accade qualcosa, così all'improvviso, è qualcosa anche di pericoloso, che abbiamo paura, l'espressione è questa che usiamo: ma Dio non poteva fare diversamente. O quando vediamo qualcosa che è accaduto in una situazione, diciamo: ma Dio non poteva fare diversamente. Sapete chi disse queste parole? Ma Dio non poteva fare diversamente? Quando Gesù si recò da Marta e Maria, era il quarto giorno, e quando videro che Maria e Marta piangevano, i sadducei, i farisei, dissero: ma Gesù, guardate come lo amava, guardate come amava Lazzaro, perché Gesù pianse, è il versetto più piccolo della scrittura. Vedete, è scritto Gesù pianse. E poi i sadducei, i farisei dicono: ma se lui lo amava ed era il suo migliore amico, ma non poteva fare diversamente. Ma c'era un piano meraviglioso di Dio. Perché vedere uscire un morto è una cosa, salvare uno o guarire uno che è in fin di vita è un altro. Ma un morto, lasciatemelo dire, c'è una piccola differenza sostanziale. Io no. E il Signore l'ha chiamato: vieni fuori Lazzaro. Non poteva fare diversamente. E il Signore: dove l'avete posto? A volte anche noi usiamo certe espressioni senza pensare che Dio ha un piano, un disegno dietro ad ogni situazione sulla nostra vita. Dietro a ogni ferita nella tua vita c'è un piano e un disegno di Dio. Egli non permetterà mai che il tuo piede vacilli, perché colui che ti protegge non dorme e non sonnecchia. Non dorme e non sonnecchia. E allora la scrittura ci dice qui: l'Iddio, il tuo Dio che tu servi con perseveranza, sarà Lui a liberarti. Nell'originale, sono andato a vedere il termine originale, dalla traduzione ebraica, dice: l'Iddio che tu adori continuamente. Gloria a Dio! L'Iddio che tu adori continuamente, cioè nelle situazioni difficili, in ogni cosa, dice Paolo, che cosa dobbiamo fare? Rendere grazie a Dio. In ogni cosa rendete grazie a Dio. In ogni cosa coopera al bene per coloro che amano Dio. Quando ci troviamo in situazioni avverse, al posto di sbattere la testa, diciamo: Signore, la tua volontà sia fatta. Signore, se questo è avvenuto, tu sai, io non capisco, non lo so. Però, Signore, in questa situazione fa che io resti in piedi per glorificare il tuo nome. E che sia di testimonianza. Gloria a Dio. Ed avviene proprio questo: il re tutta la notte non ha potuto dormire, stava male, non dormiva tutta la notte perché aveva gettato Daniele, perché aveva firmato un decreto, che non aveva compreso questa astuzia tattica di questi cattivi uomini che volevano Daniele distrutto, e il re l'ha firmato senza sapere che capitava proprio a Daniele. E la mattina prestissimo, il re Dario si avvicina davanti alla fossa dei leoni. Daniele! Daniele! Gloria a Dio! Solo un pazzo andava lì a gridare Daniele, Daniele, o no? I leoni, figuratevi con la fame che avevano. Daniele, ha potuto il tuo Dio che tu servi del continuo, che tu adori per continuo, liberarti dalla bocca dei leoni? O re, alleluia, o re, il mio Dio che io servo ha chiuso la bocca dei leoni, gloria a Dio. Puoi tu dire tutte le accuse che ti fanno, tutti gli attacchi che ricevi, tutte le cose che ti vengono addosso, puoi tu dire: o re, alleluia, colui che io servo ha chiuso la bocca di questi, non li ho chiuso io, ha chiuso lui la bocca. Poteva il Signore non farlo cadere nella fossa dei leoni, sì o no? Lo poteva fare prima con Shadrach, Mesach, Abednego, non farli entrare nella fornace ardente, sì o no? Ma provate a immaginare quando è uscito Daniele, che i leoni... Provate l'esperienza! Shadrach, Mesach ed Abednego si annusavano. Io qualche volta il giovedì che faccio qualcosa a casa da mangiare, dopo dico: vado in chiesa che puzzo di quello che avete fatto. Cosa hai fatto? Frittura? Loro nella fornace ardente non c'era odore, non c'era niente. Perché colui che ti difende, colui che ti sta intorno, egli non permetterà
Non avere paura. Non continuare ad essere un credente nella paura. Tu sei un figlio di Dio, sei nato di nuovo, alleluia, e c'è lo Spirito di Dio contro di te e nessun male potrà attaccarti, perché la parola di Dio lo dice. Cosa dice la sua parola? Nessun'arma fabbricata contro te avrà buona riuscita, perché io sono colui che ti difendo. E se così non è, il Signore ha un piano differente per la tua vita. Ma non possiamo vivere un cristianesimo se non siamo animati da uno spirito diverso. Questa è la Chiesa del Signore, se no siamo uguali agli altri. Cosa facciamo? Ci raccontiamo delle storielle della Bibbia. Ci raccontiamo delle storielle. Fatto è che se una storiella tu la racconti a un bambino, lui ci crede. Una storiella raccontata a un bambino ci crede. Un bambino è così aperto, ci crede. Un giorno un grande evangelista andò a fare un'evangelizzazione, in quella terra non pioveva da tanto tempo, e lui disse: venite questa sera, pregheremo. Erano quasi più di un anno che non pioveva, dice: stasera pregheremo insieme e il Signore manderà la pioggia, venite, venite. E la chiesa era piena la sera, che andavano a pregare, ma un bambino soltanto si portò l'ombrello. Cioè, come si è portato l'ombrello? E se piove come me ne vado a casa? Non abbiamo pregato perché piovesse. Un bambino ci crede. E la parola di Dio non dice: se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno di Dio. Questa è la realtà della Chiesa è che noi siamo animati da uno spirito diverso. Daniele, alleluia, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni. E Daniele rispose: vive sempre il re, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni, essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui, anche davanti a te, o re, e non ho fatto niente di male. Daniele era un uomo credibile, era un uomo onesto. E l'onestà il Signore la premia, fratelli miei. Dobbiamo essere onesti. In tutte le situazioni l'onestà di Dio è la cosa più importante, perché le bugie non fanno parte dei figli di Dio. Il diavolo è il padre della menzogna, ma la menzogna non fa parte dei figli di Dio. Ma sai, è una bugia bianca, è una bugia gialla, è una bugia... Non esistono bugie bianche. La bugia è bugia. È quello che in una coppia che si amano, quando viene a crollare quell'intimità tra la coppia, sapete che cos'è? È la falsità, le bugie, perché non si ha più fiducia dell'altra persona. Il Signore dice che chi è senza peccato e non lo dice è bugiardo, perché il Signore guarda dentro di noi, ad ognuno di noi, ci legge e ci conosce. E allora quello che noi dobbiamo dire è quello che faceva Davide: io ho confessato il mio peccato davanti al Signore e il Signore lo ha perdonato e adesso mi sento libero, più libero perché l'ho confessato. Se tu vuoi essere animato da uno spirito diverso, se tu vuoi che il Signore possa continuare ad usarsi di te in questa situazione, fratelli, ascoltate, io credo che in questo anno la Chiesa deve manifestare la gloria di Dio ancora di più. Quindi tu potrai fare la tua scelta, potrai venire al culto dopo culto, venire ad ascoltare la parola di Dio. Questo non cambierà la tua situazione. E come dicevo giovedì, lascia che il tuo nome sia scritto nel libro della vita. Ruth, Rahab, la prostituta, Ruth, che non faceva parte del popolo di Dio, è citata in mezzo agli uomini di fede. Era una donna rifiutata dalla società, ma il suo nome è scritto nella Bibbia. Vuoi che il tuo nome sia scritto di quello che il Signore ha fatto attraverso di te? Che bello vedere quelle persone che ci hanno lasciati,
e che hanno lasciato il profumo di Cristo. Hanno lasciato quel profumo ancora, quella scia che sentiamo ancora. Quei fratelli che col silenzio, con la preghiera, quelle persone che anche abbiamo sentito che hanno fatto del bene agli altri. Quando ho sentito di quel banchiere che è qui vicino, che è morto, che era la banca, quella, la Mediolanum, che faceva del bene. E quando ho sentito come lo faceva, lui si sedeva a tavola in mezzo a miliardario, si sedeva nel suo paesino a tavola e nel tavolino fuori dal bar e sentiva, sai, quello a casa non ha neanche la cucina. E lui si faceva dare l'indirizzo e gli mandava cucina, tutto, una cucina nuova. E gli dava anche dei soldi perché potesse, silenzio, nessuno sapeva niente. E faceva del bene. Era un industriale, sì, però ha fatto del bene. E al suo funerale c'erano migliaia di persone là fuori che potevano dire, anche quelli che lavoravano nella sua stessa azienda, un uomo eccezionale, un uomo d'oro. C'è una persona qui a Marostica, nella sua azienda, quando lui era in vita, io lo chiamano il dottor Wimar. Lui, qualcosa di straordinario agli operai, sempre, addirittura quelli che si sono licenziati, gli faceva i funerali, dopo, a tutti quelli che hanno lavorato con lui, gli faceva lui i funerali. Quando faceva la festa nell'azienda, invitava tutti quelli che hanno lavorato dai 30 anni prima, invitava tutti, c'erano tutti, sempre, perché erano stati uomini importanti nella loro azienda, che avevano aiutato, anche quello che spazzava l'azienda. La mia domanda è, che profumo stiamo lasciando noi? Siamo uomini e donne capaci di trasformare le situazioni intorno a noi, le circostanze intorno a te? Lucia, diceva papà, che bello, 9 figli, piccolino io, ero l'ultimo. Quando succedeva qualcosa, Lucia vieni, preghiamo, tutti i figli, tutti correvamo. Ma avete sentito un sacco volte dire, perché io ho ancora l'immagine davanti a me. Ogni volta che succedeva questo, mia madre dovunque era si prendeva uno straccio, se lo metteva in testa, si inginocchiava e tutti eravamo in ginocchio lì a pregare. Io sentivo papà che alzava la voce e diceva, Signore intervieni in questa situazione. E poi si alzava e cantava quel cantico meraviglioso, Lucia non temere, abbi fiducia nel Signore, Egli è l'amico fedele, tutte le pene del tuo cuore risulteranno piacere, canta se splende il sole, canta, Lucia canta, non ti preoccupare che il Signore interverrà. E lui interveniva, in maniera straordinaria interveniva. Questo è quello che mi ha lasciato papà. Non mi ha lasciato un appartamento, non mi ha lasciato una casa, non mi ha lasciato neanche 100 euro, niente mi ha lasciato papà, ma mi ha lasciato il profumo di Cristo. Ed è importante, fratelli miei, perché la vita che tu vivi oggi non sai neanche quanto tempo vivrai. Non lo sai, io mi domandavo, vedevo ste 20 bar, quest'anno a chi toccherà? Ma io so una cosa, che vedrò il Signore. Alleluia! Vedrò il Signore faccia a faccia e se Lui mi tiene ancora qui, mi tiene per fare la sua volontà, io non voglio riscaldare una sedia, io voglio servire il Signore. Con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza, voglio conoscere ancora di più il Signore. E allora se sulla tua vita non c'è uno spirito straordinario questa mattina, alzati in piedi per favore. Se tu hai paura questa mattina, io ti chiedo per favore, alziamoci tutti in piedi. E mentre per favore Silvia, venite qui, cantiamo un cantico, chiedi al Signore di uscire da questo luogo con la guida dello Spirito Santo sulla tua vita. Un uomo nuovo, una donna nuova. Non importa da quanto tempo tu conosci il Signore, ma non hai sentito quell'unzione sulla tua vita, stai vivendo ancora di paura. C'è la paura nel tuo cuore, ma la parola di Dio dice che l'amore perfetto caccia via la paura. Quanti sanno che Gesù è in mezzo a noi? Allora alziamoci in piedi per favore. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Cosa cantiamo? Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, vorrei che inchinassimo il nostro capo, chiudiamo i nostri occhi mentre cantiamo questo canto. Vuoi dire voglio essere un Daniele, voglio essere un Giosuè, un Caleb. Amen. Alleluia. Voglio essere un Davide. Voglio essere una Esther. Potrei citarti tanti nomi. Signore, fa di me un vaso nuovo dove gli altri possono bere. Amen.
prezioso Dio. Alleluia. Non ho altro nome più caro. Alleluia. Io grido a te, Che sia la tua corri preghiera. sempre mi aiuto. Alleluia. Mi rialzi tu, mi guardi attraverso Gesù, Grazie Spirito Santo. che versò il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del suo amore, ma per la tua grazia son qui. Prezioso Dio. Alza la tua mano verso il Signore. Signore, afferra la mia mano questa mattina. Non ho bisogno di altro te. nome Caccia via la paura dalla mia vita. Io grido a te, corri sempre mi aiuto. Mi rialzi tu, mi guardi attraverso Gesù, che versò il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui. Tu mi guardi attraverso Gesù, che versò il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui, che non ero degno del tuo amore, ma per la tua grazia son qui, che non ero degno del tuo Alleluia. amore, ma per la tua grazia son qui. Alleluia. Gloria a Gesù. Ti chiedo di tenere ancora un attimo il tuo capo chino, i tuoi occhi chiusi. Il servo di Eliseo si alzò la mattina e vide un accampamento di nemici che erano venuti a prendere il suo maestro, il profeta. Erano venuti per ucciderlo e c'erano un esercito steso tutto intorno all'accampamento. E lui guardò e prese paura e svegliò il servo dell'Eterno. E il servo dell'Eterno uscì e vide anche lui. Ma dietro a questo esercito di nemici vide gli angeli con una spada sguainata nelle mani. E gli disse: Signore, ti prego, apri gli occhi al mio servo, perché veda. Questa mattina io voglio pregare affinché i tuoi occhi non possano vedere il problema davanti a te, la paura che c'è davanti a te, ma che lo Spirito di Dio possa ungere i tuoi occhi affinché tu possa vedere la gloria di Dio che c'è sulla tua vita. Alza la tua mano, lascia che il Signore l'afferra
Lascia che Lui l'afferra e che toglie da te la paura, perché tu devi essere animato da uno spirito diverso, perché il Signore ti ha chiamato a salvezza, ti ha lavato, ti ha purificato, ti ha imbiancato, ha scritto il tuo nome nel libro della vita, ti ha fatto un suo figliuolo, una sua figliuola, e il diavolo ha paura di te, trema di te. Quando tu guardi con gli occhi della fede, questa mattina c'è bisogno che nella tua vita tu guardi con gli occhi della fede, che uscirai da questo locale completamente con la gioia del Signore nel tuo cuore e non più con la paura, sapendo che ogni cosa coopera al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Non conosco qual è il tuo problema, ma so che il Signore ha messo questo pensiero nel mio cuore ed è questo quello che io ti dico da parte di Dio: non temere, non ti preoccupare come andranno le cose, perché Lui ha già stabilito ogni cosa a favore di te. Tutto quello che il nemico ha pensato di fare non è una sconfitta, è una vittoria per te, perché Dio non ti toglierà mai nulla che non sia una benedizione per la tua vita. Ne uscirai ancora vittorioso, uscirai ancora con la forza più forte di prima e potrai dire: io so in chi confido. Alleluia. Gloria a Gesù. Afferra per fede questo messaggio questa mattina. Afferralo per fede. Non so che cosa devi affrontare, non so se devi passare un esame, quale sia la situazione, se devi attraversare anche un intervento, il Signore sarà lì. Alleluia. Guiderà i medici, guiderà le mani dei dottori. Alleluia. Egli guiderà ogni cosa, perché la nostra vita l'abbiamo affidato al Signore. Amen. E allora non temiamo, perché è Lui il nostro capitano. Alleluia. Egli è colui che ci porta avanti giorno dopo giorno, e possiamo dire insieme di un'anima questa mattina con la Chiesa e con quelli che sono a casa che ci stanno ascoltando: Ebenezer fin qui in eterno ci ha soccorso. Alleluia. E continuerà a farlo se noi lo loderemo, se noi saremo alla sua presenza, se noi saremo nella presenza del Signore per lodarlo. Io ho fatto del Signore il mio altissimo, e allora male non ti accosterà alla tua tenda, né piaga alcuno, perché tu lo hai detto. Alleluia. Grazie Signore per come hai guidato i nostri fratelli qui questa mattina, che sono stati a letto. Grazie che li hai rialzati, perché Signore tu vuoi usarti ancora di loro, e che possano comprendere che in questa situazione, Signore, noi siamo niente, siamo polvere, Signore. Siamo una piccola luce che si può spegnere con un piccolo soffio d'aria sulla nostra vita. Signore, vogliamo glorificarti per quello che tu hai fatto in noi. Grazie per questo culto, grazie per la tua parola, che il tuo Spirito possa ancora, Signore, parlare al nostro cuore quando andiamo a casa, riflettere, pensare, e che ognuno di noi possa uscire da questo luogo con la gioia tua nel cuore, perché la tua gioia è la nostra forza. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen. Buona domenica a tutti, il Signore ci benedica. Liberate presto la sala per favore, perché dobbiamo aprire le finestre.